Euroregione.news. Festa della Repubblica, speranza ai giovani. Una manifestazione organizzata dal sindaco della città di Codroipo Fabio Marchetti in collaborazione con tutte le associazioni combattentistiche d'arma del territorio presso il Giardino d'Onore di Villa Manin, alla presenza del vicepresidente della regione del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, del presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin e di tutte le autorità militari, civili e religiose. Un'iniziativa qui nella splendida cornice Villa Manin, organizzata dalle associazioni combattentistiche d'arma di Codroipo insieme all'amministrazione comunale, per un momento importante e fondamentale nella crescita di ognuno di noi. Nel momento in cui i ragazzi arrivano alla maggiore età, le istituzioni consegnano loro la carta fondamentale della convivenza civile, la Costituzione e lo Statuto di autonomia, che è il documento nel quale loro possono trovare i diritti ma anche i doveri che devono in qualche modo rispettare. E quindi nel momento in cui fanno l'ingresso nella maggiore età e quindi nella età della responsabilità, nella quale i loro atti avranno conseguenze non solo individuali per loro ma per tutta la comunità che li sta intorno, richiamarli ai valori di libertà, ai valori di dignità previsti nella Costituzione è un modo per aiutarli a affrontare le sfide della vita che ci saranno in maniera consapevole. Nella Costituzione, che è frutto del sacrificio di molti anche coetanei loro nella Seconda Guerra Mondiale e anche nel dopoguerra, ecco che si trovano il momento massimo per cui giovani come loro hanno sacrificato addirittura la vita per testimoniare quei valori quindi della libertà. E quindi loro, quando prendono in mano questa carta, non prendono in mano unicamente un libro con dei caratteri scritti sopra, ma prendono pagine che sono state costruite nel sangue di ragazzi che per l'ideale di comunità e di patria sono arrivati a sacrificare la vita. È un esempio ed è un ricordo ed è in qualche modo un riferimento a una memoria che loro devono tenere sempre vivi. Quindi è bene che le istituzioni siano qui insieme a loro per aiutarli ad affrontare le sfide che li attenderanno. Tra qualche mese, tra qualche settimana si svolgeranno anche gli esami di maturità e che quindi la condizione per entrare a pieno titolo non solo nella responsabilità ma anche nell'attività di studio universitario di lavoro successiva. Nella Costituzione c'è anche un grande riferimento all'articolo 1, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e la responsabilità di noi amministratori è quella di creare condizioni di lavoro sicuro per cui loro poi possano contribuire al progresso di questa nostra regione. Insieme alla Costituzione c'è lo studio di autonomia, un'altra partita fondamentale, e la responsabilità di essere attori principali della propria vita. Questo vuol dire l'autonomia, prendere in mano il proprio futuro e in qualche modo piegarlo a quella che è una prospettiva di progresso e di sviluppo non solo per loro ma anche per le famiglie che andranno a costruire. Ed è una cosa da difendere in maniera compatta e coesa, con una comunità cosciente, responsabile, consapevole del valore di questa autonomia. Quindi insieme alla Costituzione che dà i valori fondamentali della patria e lo studio di autonomia che dà i valori fondamentali della nostra regione Friuli Venezia Giulia, e visto che siamo a Codroipo di questo meraviglioso Friuli. Festa della Repubblica all'insegna di una dedica speciale della Costituzione ai ragazzi delle scuole superiori di Codroipo, classe 2003. Sono stati i veri protagonisti della giornata assieme a una vetrina delle eccellenze di Codroipo che possono rappresentare delle opportunità per il loro futuro. Si è partito col dono del sangue e del plasma, con la prolusione del presidente della FDS Udine Roberto Flora, continuando con la protezione civile, i vigili del fuoco volontari, l'arma dei carabinieri, il secondo stormo dell'aeronautica militare, i lancieri di Novara, quindi la possibilità di fare anche della propria vita e della propria passione al tricolore una professione di vita, come hanno scelto i due ufficiali comandanti che hanno parlato, e da ultimo un elogio anche alla spiritualità con le parole di Don Daniele e soprattutto alla solidarietà verso delle persone speciali, anch'esse istituzioni ospitate a Codroipo, mi riferisco al Mosaico, alla Pannocchia e al CSR.
Da ultimo le parole del Presidente del Consiglio regionale, che ringrazio per aver donato le Costituzioni della Repubblica Italiana in un momento in cui certi valori, quali la libertà, la democrazia, ma soprattutto il senso del dovere e della patria, vanno rimarcati sempre più favorevolmente. Da sindaco ho fatto un appello alle numerose giovani e giovani che hanno scelto di studiare a Codroipo e che ringrazio, sono oltre 880 coloro i quali hanno scelto di fare le scuole superiori a Codroipo. Il fatto che con la maggiore età si raggiunge sì l'elettorato passivo ma anche quello attivo, ovvero sia si può candidare per essere protagonisti in prima persona nella gestione delle proprie comunità locali, e abbiamo bisogno veramente che le persone più giovani si impegnino anche in quella che non è una parola sporca ma nobile, che è la politica. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news